Adesso ora pure che in qualche modo ci viene stata questa situazione in Sardegna, commenti si possono dire, a Savini in qualche modo si sono riusciti a creare una situazione che medas operatori, medas persone che lavorano in su settori dei musei, delle aree archeologiche e tutto si funti posto in due reti che sono importanti e siamo già in ritardo a confronto di altri luoghi che hanno fatto da meda e che funzionano. Io penso che sia una cosa importante, mi auguro che aderisca ad altro gruppo puro, può fare una cosa che poi sia generalizzata in Sardegna, non fai di essere 100 concas e 100 barritte come si narra, no, ognuno per conto suo non fai di pruso, quindi penso che l'idea proprio di isola come Sardegna si può pensare che tocca da lavorare tutti in pari per raggiungere questo obiettivo che si sia opposto. Lavorare insieme è una cosa complicata, ma i mercati internazionali chiedono la rete. Certo che le domandano, quando andavo in workshop, in qualsiasi manifestazione, si domandano ai punti grandi, ai punti croccai, ai punti B, quindi non fai di scelta di si proponi, ma in sabida mia c'è su tempi a pozzo, ma in non ci sono oraci, non fai di pruso, poi il turismo è talmente globalizzato che ti domanda proprio questa cosa, quando venti in Sardegna giustamente ti domandano tutto un ciati, quindi deve essere in condizione di offrire questo che il turista si domanda, logicamente conservando i punti di identità di questa Sardegna, non è che deve usare cose che non funzionano o scimmiottare altre cose che non tentano di fare con questa storia nostra.